Lewis Hamilton. Nel resto della griglia invece Verstappen, Russell, Charles Leclerc e Perez, Villeneuve, Sainz, Norris e Fernando Alonso. Non so se si è sentita la risatina, ma Fioi prima pole position, giro perfetto in Spagna. Ragazzi, la macchina c'è adesso, e di brutto anche. Adesso bisogna confermare in pista, ma le sensazioni sono eccezionali. Una pole position, Kumendiana, proprio una delle più classiche. Finalmente, prima pole position. Vediamo chi ha ragione. Verstappen e Perez e Red Bull provano una strategia diversa. Vediamo. Mentre tutte le auto partenza al palo per il talentissimo. I capi delle scuderie sperano che le strategie messe a punto ripaghino oggi, ma la vera domanda è: quale scuderia avrà azzeccato la strategia giusta? Vedremo. Quale avrà sbagliato terribilmente? Guardate, sta macchina di una bellezza devastante. Senza impolli questa seconda stagione qui a Catalogna. Ci parte, Gran Premio di Spagna. Vai, la monoposto c'è, è fortissima. Partenza un po' di merda, ma va bene. Mamma mia, come partono loro, però, incredibile. Attenzione, Gigione se ne sta andando, anche Russell. Partenza non semplice, persa la pole così. Mamma mia, partenza veramente bruttina. Non devono scapparmi via, però peccato. Comunque terzo posto che non è da buttare. Bisogna capire se siamo la forza e siamo al passo, perché un conto è fare un giro unico, un conto è fare un'intera gara. Le Red Bull stanno un po' rallentando gli altri con le hard. Previsione del tempo. Il radar mostra sereno, le condizioni meteorologiche per adesso sono buone. Non è prevista pioggia sembrano le più veloci per la gara odierna. Lunghissimo qua, malissimo. Ok, il primo giro è andato. Le Mercedes sembrano avere un passo diverso in gara, però, attenzione. Fastest di Gigi. Fastest di Gigi. Però stiamo guadagnando comunque su Max. E questo è quello che conta. Non devono scappare via. Non devono scappare via. È l'unica cosa che non deve succedere. No. 1,5 e 2 di Gigi. Un bel passo purtroppo le Mercedes. Ma noi ci siamo. Noi siamo protagonisti adesso in questa seconda season. Questa è ancora quasi impossibile vincere qualche mondiale, ma dalla prossima sicuramente ce la possiamo fare. Chiaramente con i problemi tecnici sempre in agguato. Perché l'ha presa non benissimo questa ultima chicane, odiosa peraltro. 1.22.8. Da questo giro potrai usare il DRS. Ricorda però che è consentito solo. Se ne stanno andando i primi due. Mercedes che stanno tornando incredibili. Bisogna fare dei giri perfetti se vogliamo lottare per la vittoria. Secondo me il ritmo c'è, però devo fare non 2-3 giri così, ma ben 33. Lungo, se cerco di tirare un po'.
Questi sono i risultati, purtroppo. Però ce ne stiamo andando dalle Red Bull in. Questo è incredibile. Verstappen sta rallentando tutti con le hard, godo. Non deve tradirmi la macchina, ovviamente, col motore. Altro giro andato. Stanno prendendo. Ma le due Mercedes sono in una fuga incredibile. Adesso vediamo quando andare ai box. Comincia un po' il valzer. Gara tranquilla, bene, saliamo terzi, sono iper felice. Il distacco da quella dietro è 3,8 secondi. Però non mi aspettavo di prendere così tanto dalle Mercedes di un altro pianeta. Vediamo se adesso le Mercedes vanno ai box. Beh, insieme sicuramente no. Uno dei due va. Russell ai box. No, scusate, Gigi ai box. Gigi ai box. Non ci credo, bruttissimo errore questo che non dovevo fare in questo momento della gara. Brutto errore. Gigi lo superiamo, ma ovviamente un secondo a giro sulla vettura che ti segue. Ripeto, un secondo. ci vorrebbe una safety car. Prova a star fuori, vediamo se è la scelta giusta. Non credo, ma non si sa mai. Le gomme sono molto usurate adesso. Però più sto dentro, fuori, più dopo ho le gomme, diciamo, nuove. Ma li posso spingere un po' di più nella seconda parte. Villeneuve quinto comunque. Le Ferrari, Leclerc dietro di te ha appena montato gomme dure. dalla sosta non ha guadagnato sicuramente. Sto girando con la mia miglior prestazione di oggi, quindi insomma vuol dire che le gomme ancora ci sono. Jacques sta entrando. Ok, alla prossima vado io. Siamo primi anche se per poco. Ma guarda lì, ma guarda lì. Ma non ci credo. Ma no, ma che cazzo sta succedendo? Ok. Però quello è che perderò molte posizioni. Ho leggermente danneggiato anche l'alettone. Vara. Mamma mia. Non la tengo più. Errore del Kuma qua. Errore del talentissimo. Che rischia di buttare via il podio. Rischiamo di buttare via un podio, non dico sicuro, ma quasi. Per stare ai box 2-3 giri in più. Ok. Box. E siamo già quarti intanto, eh. Leclerc è 17, ha recuperato bene Lec. E mo vediamo. Eccolo lì, sì, Leclerc passa sicuro.
Mamma mia, quinto La posto. strategia di gara è completa. Adesso devi finire la corsa con queste gomme. Perdiamo 2 posizioni da Perez, non so come sinceramente. O deve ancora andare ai box, ma era molto vicino. Boh, non lo so, vedremo. Speriamo a sto punto. Però Perez partiva con le hard, quindi siamo davanti a Perez. Abbiamo perso la posizione solo su Charles Leclerc. Le soft. E quindi potrebbe far veramente merda adesso. Quindi forse su Perez la riprendiamo la posizione. Leclerc l'abbiamo persa. E vediamo Max. È una gara, pensavo meglio sinceramente. Sul giro secco è una cosa. La gara è un'altra. Attenzione, yellow flag però, yellow flag. Attenzione, Perez! Perez va fuori! Perez fuori! Quindi ce la prendiamo subito la posizione. Ce la pigliamo subito. Perez forse ha esagerato con lo stint, non lo so. Attenzione, attenzione. C'è una bella safety car che purtroppo non arriva. Bandiera verde. Ma Perez è fuori dai giochi, adesso proviamo Max. Adesso c'è Max. E adesso è lotta vera con Max. Che forse un'altra sosta la deve fare però Max, teniamolo vicino il più possibile. Siamo ai piedi del podio. Che bordello che c'è dietro, ragazzi. 13,5 secondi. È chiaro che ci vorrebbe una safety car adesso per recuperare dagli altri. Non sarà facile, in Catalogna non arriva spesso. Ma se teniamo dietro Verstappen con le soft è già una mezza vittoria per noi. Villeneuve è un po' dietro. È nel gruppotto qua comunque. 11 giri alla fine. Hamilton in fuga, veramente paurosa, Ok. Mamma mia, qua Verstappen purtroppo. Max, ho paura, sarà dura superarlo di nuovo. Mettilo sotto pressione, facciamogli commettere un errore. Sì, lasciamo, non rischiamo neanche sinceramente. Secondo me non finisce la gara con quel treno, secondo me. È che non deve scappare via, quello è il problema. Non deve scappare via il porco olandese. Merda, merda. Errori che non devo fare. È già 1 secondo e 4 purtroppo. Fuori dal DRS. Dai Kuma, dai. Concentration please. E vai box infatti. Max iBox. Max iBox. Si sta fermando per il pit stop. Ho fatto bene a non rischiare. Torniamo quarti, ma 16 secondi lunghissimi. Eterni da Charles Leclerc. Il piccolo Charles purtroppo ci sta massacrando, non abbiamo ancora il ritmo per vincere, però nel giro secco possiamo dire la nostra, soprattutto nelle gare iper favorevoli come può essere Catalogna.
Scendevamo poco poco. Occhio, mamma mia. Mamma mia, distacco atrocissimo da Leclerc. Ma mancano pochi giri, bisogna tenere questo quarto posto a tutti i costi. Questa è una gara un po' così. Io adesso sto facendo anche fatica perché ho la macchina comunque danneggiata. Non se riusciamo a portare a casa sto benedetto quarto posto. E Villeneuve quinto, ragazzi. No, non guardare dietro. Mamma mia. Dai Kumes. No! Mamma mia, quanti errori, quanti errori. Il Kuma è pazzo, si riprende la posizione, non so come, ragazzi. Ho fatto una cosa che non ha senso in 99 stati. Mamma mia. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. Il sorpasso della vita ho fatto. Il controsorpasso, perché in realtà ero già quarto. Ma si fa fatica, Beppe. Si fa fatica, purtroppo. Oddio, spero per Villeneuve ha perso una posizione. Spero non per colpa mia. Meno male, non va ai box, niente di grave, solo perso la position. Ok, il distacco è 25,4 3 laps remaining, in un inglese che ormai è di madrelingua. Dai Cumendone, dai. Alfonso, fastest di Alfonso. Dai Cume, tieni duro. E portiamoci a casa il quarto posto. Mancano pochi chilometri. Però non pensavo di avere un passo così scadente. Questo proprio non lo pensavo, sinceramente. Non mi sembra di aver guidato malissimo, ma comunque. Beh, 30 secondi dei primi. Ancora ste cagate. Ho fatto anche il mio best, incredibile. Per fare il best sbagliando e al penultimo giro con le gomme finite e con l'alettone andato è comunque una soddisfazione. Potevamo farlo di più forse. Vabbè, va bene così, dai. Ok. Spero che girando abbastanza bene adesso. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. World Latifi intanto. Secondo ritiro. Ma abbastanza inutile. Inizia l'ultimo giro, ma il Kuma sta spingendo Sei all'ultimo giro. 1.22.7. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 2,7 secondi. Ultimo giro bestiale di Veneziano. Senza un gran senso.
Con la macchina sfasciata mi faccio il miglior giro, cioè. Forse c'è del potenziale per fare qualcosa di meglio. Distacco dall'auto davanti, 24,3 secondi. Ma va bene così. Yellow flag. Attenzione, attenzione. Questo è il piccolo Latifi che parcheggia la macchina. Tanto vince Gigione. Ok, via libera. Ha vinto Gigione Hamilton. Sta arrivando intanto Sainz, Leclerc fastest, ma ha perso Villeneuve. È settimo Jacques. Ultime curve con questa chicane odiosa. Mamma mia, Sainz è vicinissimo. Arriva comunque a un buon quarto posto, ottimo. È la fine della gara, ci vediamo nel parco chiuso. Ah, non porto a casa la gomma, vabbè. Va bene. Sainz migliore noi della pole quarti, non proprio una cosa meravigliosa, però. Io sono soddisfatto. Una prestazione eccellente oggi. Dopo un gran premio. Bravo. Quindi diamo un'occhiata alla classifica piloti. Allora. Con lo straordinario risultato di oggi, Charles Leclerc passa al 32-18, comando della dai, classifica. normale. Dopo questa giornata incredibile, Costruttori, chi è stato quarti, il migliore questo è il in vero pista per obiettivo. Oggi voglio fare il nome di Carlos Sainz. È rimasto Monte Carlo. E vediamo come va. Scopriamo in che modo questo finale ha Beh, settimi modificato la ottavi, classifica godo. piloti. Monte E Carlo passiamo mica ai che costruttori. simuliamo, La perché Ferrari sale al chiaramente è comando in vetta impossibile alla per noi. classifica. Oggi la scuderia McLaren Siamo ha dato una quinti, prova però. di forza e ha Monte Carlo mi ha rotto il chiacchio. Ok raga, ci siamo comunque, abbiamo fatto una buona gara a Catalogna, ci sta. Oh, qua tiriamo su adesso un po' di roba. Come vuoi che procediamo a riguardo? Grazie per averci aiutato. Che bello, Il reparto si congratula. grazie. Ok, vai. Gran premio dell'Azerbaijan. Ok, abbiamo ricevuto i nuovi pezzi dalla fabbrica. Saranno sulla Bene. macchina prima del prossimo Gran Premio. Dobbiamo sistemarlo. Abbiamo ancora però tanti bei punticini irridati. No, zio Ken. Allora l'aerodinamica. Ok, adesso ci riteniamo. Lo so che componenti usurati, lo so. Il reparto del personale richiede la tua assistenza. Non è stato facile, ma ben fatto. Grazie, Ken, grazie. I nuovi pezzi sono arrivati dalla fabbrica senza problemi. Vediamo la forza. Saranno montati sulla macchina in tempo per la prossima Siamo la sessione. seconda scuderia adesso, raga. Secondo anno incredibile, possiamo lottare anche per la vittoria, a mio parere, in tanti punti. Raga, ho salutato il comandone. Veneziano, ciao!